Non è cosa da tutti i giorni vedere passeggiare per le strade di Bassano il segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini. Ebbene, questa mattina è stato possibile ed eccolo a spasso per Bassano con un largo seguito di militanti del Carroccio a distribuire in prima persona manifesti e volantini per promuovere il referendum sull'indipendenza veneta. 549 gazebo in tutto il Veneto, solo in questo fine settimana solo la Lega può fare una follia del genere e la gente sta facendo la coda. Oggi la raccolta firme per il referendum. In centinaia le persone che hanno raggiunto il gazebo allestito in Viale delle Fosse, tutti uniti con lo scopo di rivendicare i diritti dei veneti in generale, dei bassanesi in particolare. Sono stato sul ponte di Bassano che rischia di cadere a pezzi, danno 500 milioni di euro al Comune di Roma e il Veneto, che paga 20 miliardi allo Stato senza che gli tornino indietro, ha delle città stupende come questa che rischiano di cadere a pezzi. Quindi un po' di giustizia, un po' di equità. Chiediamo solo le firme di oggi, anche dei non leghisti. Io prima ho incontrato gente che ha detto io non c'entro con la Lega, però l'indipendenza la voglio. È una bella scommessa. E per questa scommessa oggi a Bassano c'erano davvero tutti. Un sostegno trasversale che va dai banchi della politica regionale a quella dell'Europarlamento. Questo è il mio quinto gazebo stamattina, sono partito alle 8:30 da Montecchio Maggiore, Malo e altri, e quello che sta avvenendo è quello che noi speravamo, cioè che la gente sta chiedendo di potersi esprimere. È una battaglia importante anche perché in questo momento di crisi economica è forse l'unica possibilità che ci rimane per riuscire a mantenere quello che è il nostro tessuto sociale e anche la nostra economia.